Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi continueremo la nostra bella campagna. Come potete vedere ci ritroviamo all'interno di una bella foresta collinare per scontrarci con il nostro caro traditore, il nostro Naito Akitoshi, che avevamo corrotto e passato dalla parte nemica, e ci ritroviamo con ben due eserciti. Ovviamente il nostro caro Frosty the Snowman si ritrova a combattere con al suo comando 2448 uomini, e abbiamo anche un bel rinforzo di 1800 uomini proveniente dalla città. Così vediamo se riusciamo a distruggere questo esercito nemico, e se riuscissimo a distruggerlo allora potremo davvero conquistare la città di Mino, che si ritrova alle spalle di queste foreste. Intanto iniziamo la nostra grande battaglia e vediamo un po' le truppe del nemico sul campo di battaglia. Bene ragazzi, ci ritroviamo all'interno del nostro campo di battaglia. Come potete vedere le condizioni meteorologiche non sono ideali, abbiamo un po' di nebbia, e la nebbia garantisce una visibilità ridotta, e ovviamente tutte le navi e le unità da tiro hanno minor precisione e portata, e i nemici in lontananza sono nascosti dalla nebbia. Ovviamente vediamo un po' se riusciamo ad attendere cosa ritroviamo. Perfetto, meteo attuale secco, è sempre meglio combattere con un meteo favorevole. Allora, questo è il nostro grande esercito ragazzi. Come vi ricordo avremo dei supporti provenienti da sud. Intanto possiamo vedere all'interno della nostra schermata che disponiamo delle unità di cannoni, e queste ci saranno molto utili per sconfiggere il nostro nemico. Però una principale domanda da porsi è dove posizionare questi cannoni. Allora, visto che gli alberi impediscono i proiettili giungano al nemico, è meglio posizionarli in un luogo dove non sono presenti alberi, ovviamente sulla traiettoria. Possiamo posizionarli in questa posizione e aprire e smontare anche l'artiglieria, e posizionare anche una bella unità di lancieri nelle vicinanze, in modo tale da difendere queste unità dalla cavalleria. Allora, possiamo anche posizionare le nostre unità di fanteria di leva, ovvero i nostri fucilieri, in maniera lineare, e vedere un po' il nemico che cosa nasconde al di fuori di questa foresta. Benissimo, vediamo un po' se possiamo anche posizionare qualche altro lanciere nelle vicinanze delle nostre truppe, e ovviamente le nostre unità con katana, che saranno utilissime per raggirare il nostro nemico. Bene, allora, queste unità le possiamo posizionare nelle retrovie. Ovviamente prendiamo anche il nostro caro generale, il nostro caro Frosty, che sarà accompagnato dalle cavallerie, che le posizioneremo di dietro a queste unità di fucilieri, che visto che non disponiamo dei lancieri ci serviranno per controllare meglio queste unità e proteggerle. Allora, selezioniamo tutto sotto un unico gruppo, e ovviamente queste unità di fucilieri andranno sotto un unico gruppo, invece le unità di katana andranno sotto un altro gruppo, perché dovranno essere utilizzate in maniera diversa. Allora, vediamo un po'. Il nemico si ritroverà davvero... Ah, dannazione, un'unità di lancieri? Eccola qui, mi è sfuggita. Perfetto, possiamo anche mettere le katane sotto il gruppo. Perfetto, ok, abbiamo tre gruppi, le unità di lancieri dietro i nostri cannoni, e vediamo un po'. Forse è meglio anche avanzare un altro po' per vedere un po' se possiamo colpire il nostro nemico, o vedere se è in portata. Generale, signore, mostrategli come combattono i veri uomini. Perfetto, avanziamo con i nostri cannoni fino a questa posizione, e con i nostri lancieri subito dietro. Allora, avanziamo con il nostro esercito fino in cima alla montagna. Ecco le unità di cavalleria con sciabola che si avvicinano verso i nostri avversari. Andiamo avanti anche con le nostre unità. Ecco, si stanno avvicinando anche altre unità, ovvero il nostro esercito di supporto. Lo potete vedere a sud ragazzi. Selezioniamo anche le nostre care katane e mandiamole avanti. Ovviamente le nostre cavallerie seguiranno questo frontone per evitare le cariche della cavalleria con sciabola. Perfetto, facciamo correre i nostri cannoni Parrot. Vediamo un po' se sono arrivati. Perfetto, possiamo smontare l'artiglieria. Vediamo un po', smontiamola. Quando ci sono le foreste l'artiglieria è un po' dura da utilizzare. Allora, le cavallerie con sciabola dove si ritrovano? Stanno avanzando la parte di mappa. E che è successo? Un bombardamento in arrivo. Avanti, qua cosa ritroviamo? Delle unità di cavalleria con sciabola. Ragazzi, fermiamo il tutto, pronti con i lancieri davanti. Avanti, 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 avanti. Avanti, 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 le cavallerie cogliari, utilizziamole per attaccare il nostro nemico. Andiamo, sono nascoste. Bene. Dannazione, qua ritroviamo un'unità. Ah, la guardia del corpo del generale, perfetto, possiamo sparargli. Benissimo. Avanti. Ecco che si stanno scontrando contro i nostri cari uomini. Le nostre katane le possiamo posizionarle in questa posizione. Ecco i nostri cannoncini che stanno iniziando a far fuoco. Ordiniamo di far fuoco al di sopra di queste posizioni. Perfetto.
Guardate un po' quello che sta succedendo, le unità di cavalleria stanno scappando via. Andiamo, torniamo indietro, intanto i nostri uomini devono continuare a far fuoco. Perfetto, attiviamo la modalità guardia per non farli andare via. Andiamo, intanto le nostre cavallerie hanno fatto fuori le unità di cavalleria nemiche. Intanto il generale nemico è stato così stupido da venire di fronte al nostro esercito, e ben venga. Attenzione a queste unità di cavalleria che stanno avanzando. Intanto i cannoni di legno continuano a rompere le scatole. Continuiamo intanto con i nostri cannoni Parrot a far fuoco al di sopra del nemico. Dobbiamo per forza far fuoco in questa posizione, anche se si ritrovano in mezzo agli alberi. Ah, anche delle unità nascoste. Wow, ecco che stanno facendo fuoco al di sopra delle nostre unità di cavalleria. Benissimo, mettiamole indietro, andiamo avanti con le nostre unità di fanteria per vedere se possiamo contrastare il nostro nemico. Andiamo. I nostri lancieri sono stati persi di vista un attimo. Facciamo fuoco tutte queste unità da questo frontone. Adesso utilizzeremo anche le nostre katane, le porteremo sul frontone nemico. Facciamogli fare un bel giretto. Allora, ecco le nostre katane, le nostre 3 unità andranno a fare un bel giro. Prendiamo intanto le nostre unità di supporto e posizioniamole in questa posizione in modo tale da aiutare le nostre unità. Allora ragazzi, andiamo all'interno dei nostri cannoni Parrot, perché è possibile utilizzare una modalità prima persona. Come potete vedere ci ritroviamo al di sopra proprio all'interno della vera e propria battaglia, e possiamo far fuoco direttamente dalle nostre unità di cannoni. Proviamo la fortuna e vediamo se riusciamo a colpire qualcosa. Ecco, perfetto, ci sono gli alberi in mezzo ai piedi e quindi non è che riusciamo a far molto. Proviamo a sparare più in alto, vediamo un po'. Guardate dove è arrivato il colpo, non ci credo. Stiamo andando a colpire i nostri cannoni di legno laggiù. Proviamo, dovrebbero essere da questa parte. Andiamo, fuoco, guardate che forte questa modalità. I cavalli! Stavano ammazzando i cavalli. Andiamo, spostiamoci un po' a destra. Andiamo, vediamo un po'. È davvero molto dura colpire i nemici, però questa modalità è anche molto divertente perché conferisce al giocatore un po' di interattività con il gioco e quindi permette di sfruttare al meglio la battaglia e partecipare ovviamente e attivamente. Andiamo con le nostre katane, colpiamo i nostri nemici di lato, perfetto. Andiamo, i cannoni di legno intanto rompono le scatole dal nostro lato. Utilizziamo le nostre cavallerie per distruggere queste unità. Intanto ormai le nostre unità hanno trionfato, come avete potuto vedere, le unità stanno fuggendo. Cerchiamo di distruggerne più possibile in modo da non avere problemi con i veterani che si sono ritirati dalla battaglia. Comunque le foreste non sono adatte per il combattimento con i cannoni. Comunque ormai che avevamo scelto i nostri cannoni Parrot, abbiamo utilizzato anche la nostra modalità in prima persona, che è ormai una modalità utilissima all'interno delle battaglie in Shogun 2 Fall of the Samurai, soprattutto nelle battaglie navali, perché permette alle navi di far fuoco davvero molto velocemente, mentre nelle battaglie di terra bisogna essere un po' più esperti per utilizzare i cannoni. E infatti in queste battaglie di terra, dove ritroviamo le foreste, è davvero molto duro utilizzare i cannoni perché gli alberi impediscono alle cannonate di arrivare al di sopra dei nostri. Vittoria decisiva ragazzi, come avete potuto vedere abbiamo distrutto ben 2104 uomini, abbiamo perso solo 353 unità, tutto perché avevamo il nostro caro Frosty ragazzi. Siamo riusciti a spedire il nemico verso il confine, vediamo un po' se possiamo fare a pezzi le ultime unità, vediamo un po'. Diserzione, alcuni dei tuoi eserciti hanno disertato e ora tendono ad affrontarti sul campo di battaglia. Wow, che cosa è successo? Ah, i nostri hanno disertato. Cioè, no, il nostro Frosty ci ha tradito ragazzi. Praticamente siamo stati traditi a quanto pare. Wow, non mi era mai capitato. Allora non possiamo combattere questa battaglia in queste condizioni con solo queste poche unità. Praticamente hanno disertato e ci hanno lasciato soli questi brutti stronzi. Il nostro Frosty, grandissimo generale, ci ha lasciato così. Andiamo, attacchiamolo con il nostro caro esercito. Vediamo un po' con tutta la nostra fanteria proveniente dalla nostra cittadina. Attacchiamolo e vediamo di fargli capire chi è che comanda. Risolviamolo automaticamente. Potete vedere il vantaggio, circa 2000 unità contro queste poche unità. Vediamo se riusciamo a distruggerli definitivamente. Ragazzi, abbiamo perso un importante idolo, abbiamo catturato anche dei cannoni, è stato molto importante. Intanto troviamo il nostro Frosty che è rimasto da solo. No, è morto. Ah, ok, anche Frosty è stato distrutto. Mi dispiace ragazzi, un idolo è morto. Un importante idolo è stato distrutto, si è voluto distruggere.
maledizione alimentava la nostra campagna con gioia. Intanto a sud di Shinano ritroviamo i nostri ribelli con i forconi nelle mani perché non ci sono più le unità a rompergli le scatole. E allora adesso ragazzi, visto che il nostro caro Frost è stato così stronzo da lasciarci così, l'unico generale che rimane qual è? Qual è l'unico generale che rimane? Vediamo se riusciamo a trovarlo. Dov'è? Vediamo se c'è ancora. Ha combattuto diverse battaglie con le nostre truppe. Eccolo qui, il nostro caro Pinocchio, ragazzi, all'interno della sua città. Lo facciamo andare via da Izu per portarlo a sud di Shinano per condurre quindi l'invasione con ben 2 unità di fanteria di leva. Guardate un po', ragazzi, ci siamo accerchiati di traditori. Prima quel Naito Akitoshi, adesso il nostro caro Frosty. Non abbiamo proprio nulla da fare. Intanto guardate un po' cosa troviamo qui. Troviamo queste nuove statuette che si ritrovano nel momento in cui viene vinta una battaglia e avviene una battaglia. Guardate un po', questa statuetta con il simbolo del soldatino con la katana in mano indica che c'è stata una battaglia alla casa del tè di Sud Shinano l'ottobre del 1867 e c'è stata una bella vittoria su questo clan che è innominabile. Chiamiamolo gli innominati perché questo nome viene troppo duro da dire. Allora il nostro caro Teddy Roosevelt, eccolo qui. Lo ritroviamo nel territorio nemico. Intanto cosa sta succedendo a nord? Diamo una bella occhiata. Ci sono sempre i nostri Sendai che ci guardano la bella cittadina. E possiamo avanzare di turno e vedere che cosa ritroveremo al nostro. Ecco una nuova tecnologia scoperta, ragazzi. Guardate un po', gilde dei mercanti. Adesso ci stiamo specializzando più sulla sorveglianza per ottenere degli sconti sulle azioni del nostro Metsuke. Però prima di guardare questa situazione delle nostre care ricerche tecnologiche possiamo vedere che c'è uno scontento in crescita. Izu, dopo che se n'è andato il nostro caro amicone, e adesso dobbiamo per forza reclutare delle unità per evitare un'imminente rivolta. Mi sa che non possiamo far andare solo il nostro caro amico e quindi dobbiamo portare delle unità all'interno della nostra cittadina. Vediamo un po' come si ritrovano sempre in maniera negativa. Vediamo se possiamo abbassare le nostre tasse per adesso. Vediamo un po' come si ritrova la situazione, sempre in negativa perché c'è un giuramento di fedeltà diverso e quindi si ribelleranno. Va bene, impostiamo sempre il livello a basso. Intanto in queste 2 province a sud di Shinano il problema non si porrà perché riporremo le nostre unità all'interno. Perfetto, adesso completeremo il nostro esercito con tutte le unità presenti all'interno del nostro vecchio esercito. Molto bene, possiamo lasciare fuori queste unità e adesso manca solo un unico generale che lo conduca alla vittoria. Dobbiamo tenere sempre sotto controllo questi ribelli, ragazzi, perché sono davvero molto ma molto noiosi in queste situazioni. Vediamo un po' se possiamo attuare anche il sistema fiscale in queste province che era stato escluso. E a nord intanto potete vedere che l'esercito di Takayama ci ha lasciato in pace, la nostra città potete vedere che prospera e ritroviamo un bel esercito dei Sendai che si ritrova a fronteggiare. Guardate un po' che forte questo generale Sakai Toyofusa, guardate un po' che forte, ha una immagine molto forte, non sappiamo le unità che ritroviamo all'interno, però è molto figo questo generale, l'immagine. Allora ritroviamo anche una flotta dei Tottori che rompe le scatole in queste acque e siccome è antipatica vediamo se riusciamo a buttarla giù. Vediamo un po', che cos'è, una piccola corvetta in legno che non si sa fare i fatti suoi, è entrata in territorio nemico e adesso l'abbiamo mandata a picco. Bene, possiamo riportare la nostra cara unità all'interno del nostro porto e riparare le eventuali perdite al di sopra della nostra imbarcazione. Bene, allora per quanto riguarda il nostro sviluppo del clan abbiamo completato quindi anche questa restaurazione del dominio. Vediamo un po' che cos'è, introduzione dei latifondi, questa nuova ricerca, meno 10% i costi di costruzione delle fattorie per mezzo dello Zaibatsu. Wow, invece qualche cosa che migliora la nostra popolazione e anche la felicità. Cosa possiamo ritrovare? Allora la censura più 2 repressione in tutto il clan e questo è ottimo, ragazzi, per tenere sempre sotto controllo i nostri cari nemici. Allora che cos'è invece questo? Oro, più 10% agli introiti derivanti dal commercio e sblocchiamo lo Jujin Ryoge. Wow, invece per adesso lasciamo perdere il campo militare perché abbiamo scoperto delle importanti risorse che ci saranno utili nei mesi successivi. Prendiamo intanto la nostra cara flotta con a capo il nostro capitano Rottingham qui, andiamo avanti e vediamo che cosa troviamo all'interno di questo golfo. Vediamo cosa ritroviamo, c'è la città dei nostri Nagoya, quindi non conviene attraversare questo stretto perché probabilmente non possiamo far nulla. Allora, quindi all'interno dei gameplay successivi vedremo se possiamo attaccare la nostra città
città di Mino e proteggerla in modo da completare il nostro obiettivo. Probabilmente attaccheremo da queste province, visto che possiamo utilizzare le nostre care montagne come copertura, quindi utilizzare la città di Mikawe di sud di Shinano per attaccare la città di Mino, che a quanto pare è la capitale di tutto quello che ritroviamo qui intorno. Allora, visto che ci siamo, diamo una bella sbirciatina un po' avanti con il nostro caro Teddy Roosevelt, andiamo, cosa ritroviamo qui? Ah, una bella cittadina dei nemici che nasconde una bella miniera di argento, e questo è importante per il nostro clan. Intanto vediamo cosa riusciamo a combinare all'interno dei turni successivi e vediamo intanto se la nostra cara cittadina di Izu non si ribella, però un generale lo abbiamo di bisogno, perché altrimenti le truppe non possono essere condotte in battaglia da sole. E intanto possiamo anche concludere questo gameplay e tornare all'interno delle parti successive per vedere che cosa accadrà. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.